L'altra settimana parla di insegni di scritta in piemontese che avevano l'hai fatto di esempi di robe scritte in piemontese non in maniera corretta. E la ciacciarata che invece volessi l'incontrare, in senso che vi parlé di insegne che sono scritte da bin in piemontese, perché comunque è inaietante. E Maxi a pochi metri da nostra casa hai una meridiana con una scritta in piemontese senza nessun errore, quindi scritta proprio da bin. Ma parlando di insegne di negozi o di botteghe, ne avevano due, ne sicuramente tantissime, però ne avevano due in Curs Casal, il Cantun di Formaggio da una parte e il Barlica Barbis dall'altra. Barlica Barbis dall'altra è una parola che esiste neanche in piemontese, o almeno esisteva prima che Barbis local sì, una decina d'anni fa o forse un po' di più, parei. E era una bella creazione di marketing, no? Perché poi alla fine il piemontese quando le fai da bene serve anche a vendi. Però appunto a condizione che venga fai da bene. Allora Riccardo dice che noi domani piangere, che la dice Svernier perché è più precisa, chi che non è buono a scrivere in piemontese o a scrivere in piemontese con di burro, e sono le giuste, mi sono d'accordo, noi dobbiamo incoraggiare. Incoraggiamo come? Da tutta la disponibilità a correggi di test, a delle idee, di suggerimenti, diciamo, perché è giusto e perché è bello che questa lingua venga spantiata, però venga spantiata nella maniera giusta, perché altrimenti sono anche figure come piemontese in generale, perché una volta che mi vedo una scritta in piemontese baravantan, a me come piemontese non piace neanche quella roba lì, e quindi e vorrei che fosse scritte più da minca spell, ma appunto di inaietante, e sono d'accordo di aiutare chiunque aveva scrivere in piemontese corretto. È una cosa che mi fa ogni tanto, lo fa volentieri, facendo manca naturalmente che non paga per un servizio per lei, ma le fai per il piemontese. E poi un'altra cosa, René, ti commenta l'altra settimana diceva un dizionario costa per mag 10 euro e non è vero perché il saccucciabile il brero che costa 9,90 90, una roba per lei, quindi e neanche una doppia spendi di gran sol per scrivere una parola giusta. Però, ripeto, hai tante scritte in bel piemontese, hai ben che siu, ancora giù mal fai che siu, e anche perché da una mira proprio del marketing del piemontese, non del piemontese, ma del marketing di quella bottega, sicuramente aiuta a avere una scritta giusta, perché in tal senso sì, la lingua aiuta, come mi avviene in mente la Corsica, che hai tantissime scritte in Corsica, e per la pipar, per la quasi totalità sono scritte in maniera corretta, e in rendo conto che mi da turista quella roba lì anda che cosa più a parità di condizioni, quindi penso che per il piemontese sia la stessa roba, a condizione appunto che si fatte queste scritte più da binga spero.